Cosa accadde nelle cucine di Palazzo Ponteleone mentre al piano soprastante stava andando in scena il lussuoso e memorabile ballo del Gattopardo? Proprio lì ci conduce il nuovo spettacolo della Contrada Teatro Stabile di Trieste insieme al Teatro di Messina dal titolo Amori e Sapori nelle cucine del Gattopardo. Lo vedremo presto nei teatri del circuito Erte. In questa puntata del Teatro a Casa Tua ne parliamo con la protagonista Tosca d'Aquino. Buonasera. Buonasera, buonasera, benvenuta a Tosca d'Aquino, benvenuta dall'ERT FVG. Nell'attesa di vederti di persona a teatro, grazie per essere qui con noi al Teatro a Casa Tua. Grazie a voi. Dunque, Il Gattopardo è un classico della letteratura e del cinema italiano, ma in questo spettacolo non va in scena la vicenda, diciamo, che tutti sanno, ma è protagonista diciamo, un succulento dietro le quinte. Ci puoi raccontare di cosa parla? Sì, allora intanto sai è una scrittura molto felice perché di un bravissimo scrittore che è Roberto Cavosi e si è inventato, un'idea assolutamente anche originale e geniale. Cioè effettivamente questo ballo che è assolutamente rimasto impresso nella memoria di tutti, questa Claudia Cardinale che volteggia con Alain Delon. Ma cosa succede giù nelle cucine? E io sono la cuoca, la chef si direbbe adesso, ma prima era la cuoca Teresa. Chiaramente, intanto io come personaggio, sembro, e sono, una donna molto austera, molto forte, perché deve chiaramente comandare la cucina, sempre, molto chiusa in se stessa, monacale, vestita di nero perché porta il lutto perenne, religiosissima. Chiaramente è un personaggio dalle 1000 sfaccettature. Si scoprirà poi, che questa Teresa è assolutamente tutta un'altra persona, tutta un'altra situazione, dove chiaramente condivide il palcoscenico con un bravissimo Giampiero Ingrassia, che è Monsù Gaston. Praticamente è a sua volta uno chef, un cuoco dei Principi di Salina, mentre io faccio parte della casata dei Ponteleone. Perché siccome questo ballo appunto è memorabile, hanno paura i principi che da sola non ce la possa fare. Chiaramente tra questi due grandi cuochi succederà qualsiasi cosa, ma la cosa interessante è che è una sorta di Downton Abbey dell'Ottocento, se vogliamo, no? Si può guardare attraverso, sai, il buco della serratura e vedere veramente questi personaggi, perché poi chiaramente ci sono altri attori bravissimi, c'è Giancarlo Ratti che fa Culicchia, che è questo maggiordomo della casa, ci sono 3 giovani attori bravissimi, Rossella Pugliese, Tommaso Dalia e Francesco Godina, coi quali condivideremo il palcoscenico. La regia è di Nadia Baldi, che si è inventata veramente delle trovate assolutamente stupende, originalissime, per far sì che appunto poi non sia una cosa legata esclusivamente alla cucina. Chiaramente poi si svolgerà tutta la vicenda che è molto, molto intrigante e quasi, quasi diventa anche un po' un giallo, un po' noir, ma ci sono dei momenti anche molto divertenti e a tratti anche poetici. Infatti la cucina, diciamo, è un'ambientazione inusuale per una pièce teatrale, però c'è da dire che il cibo è un elemento che permette di raccontare tanto delle persone e anche delle passioni proprio delle persone, di tutti noi. Certo, infatti guarda già un po' nel titolo, no, si intuisce perché proprio, amori e passioni nella cucina del Gattopardo, cioè proprio che cosa succede, perché tra i fornelli, come dicevi tu, proprio la cucina è chiaramente un luogo deputato dove, se ci fai caso, in tutte le famiglie, alla fine
tutta la vita della famiglia si svolge in cucina. Poi figurati, io proprio nella vita sono una brava cuoca appassionata proprio di cucina ed effettivamente tutto passa attraverso, no? E il cibo è qualsiasi, cioè, per quanto mi riguarda è una fonte inesauribile di amore, perché chiaramente se cucini con amore è un atto d'amore, di odio, se cucini male, e c'è assolutamente tutto questo all'interno della PS. Quindi sono questi un po' gli ingredienti fisici, ma anche di tematiche un po' Ma che emergono nella pièce. sì, ha un testo assolutamente originale, inedito, non è mai andato in scena, quindi questo è una cosa bellissima perché è molto importante per un attore, sai, fare anche un testo che non ha fatto mai ancora nessuno. E poi è interessante anche perché trovo che sia un'idea molto originale, ti devo dire sinceramente. Quindi credo che ci siano tutti gli ingredienti, questi costumi bellissimi fatto da Carlo Poggioli, che è un costumista bravissimo, che ha fatto dei film famosissimi, ha lavorato con Sorrentino, Il paziente inglese, ma te ne posso nominare tantissimi, una scenografia pazzesca, cioè veramente guarda, ci sono tutti gli ingredienti, ecco, affinché uno spettatore viene rapito assolutamente, ecco, all'interno di questa storia e secondo me il teatro questo dovrebbe fare, no? Rapirti e portarti in un'altra dimensione, portarti all'interno di una storia, però anche emozionarti, sorprenderti, farti ridere, ci deve stare tutto e mi sembra che in questo testo e con questo spettacolo ci siamo riusciti. Tu lo anticipavi prima, cioè che la cucina è anche una passione personale, infatti più attenti sicuramente si ricorderanno anche di una vittoria a Bake Off Celebrity, alla partecipazione insomma a diverse trasmissioni anche televisive che riguardano la cucina e ti sei anche diciamo già misurata in teatro con questo tema. Come cambia il cibo o il modo di relazionarsi col pubblico attraverso il cibo tra la televisione e il teatro? Ma, sai, sicuramente vabbè il teatro è tutto un po' una finzione, anche se poi noi portammo in scena, belle ripiene che un po' cucinavamo dal vivo, però la gente poi chiaramente non poteva mangiare quello che cucinavamo noi perché c'era un problema di igiene, eccetera, eccetera. Quindi alla fine i piatti che portavamo erano piatti sempre che uscivano da una cucina vera, sai, perché in scena poi per quanto i fuochi fossero veri, le pentole vere, l'olio, il soffritto e tutto, però semmai l'igiene, no, non è ad altissimo livello, per cui in quel caso noi cucinavamo dal vero, in questo caso assolutamente è un pretesto, si elencano questi piatti pazzeschi, questi elenchi infiniti, perché ti devi immaginare che all'epoca veramente, io dico proprio sono 30, 40 portate più i dolci, stiamo in mano a tutti i santi del paradiso, perché tu immaginati io che sono appunto una cuoca, all'epoca preparare un ballo, una cena per un ballo del genere senza avere neanche le attrezzature, cioè adesso abbiamo la planetaria, abbiamo il bimbi, abbiamo tutte delle cose che ci aiutano e ci sostengono. Invece stiamo parlando veramente, cioè una cuoca era cioè una sorta di generale, dove doveva tenere le fila di tutto e far uscire questi piatti ancora caldi, quintali di cibo tra carne, pesce, dolci. E poi stiamo parlando anche di una cucina siciliana, dove, assolutamente è una cucina sopraffina, una cucina elaborata, una cucina anche molto, molto, sostanziosa, non so come dirti, no, perché quei dolci, quelle strutture di piatti incredibili, secondo me verrà anche un po', sai, l'acquolina, sentendoci parla Quindi sì, uno spettacolo da gustarsi. Infatti concludiamo con un po' l'ultima domanda di rito, rivolgendoci proprio al pubblico del circuito ERT e ti chiederei di invitarlo a teatro a vedere Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo. Certo, assolutamente. Io mi auguro, che veniate in tanti, anche perché come dicevo prima è uno spettacolo assolutamente godibile, e ce n'è per tutti i gusti.
per cui non potete mancare, e sono sicura che questo spettacolo incontrerà il favore del pubblico, perché come ti dicevo, nel momento in cui c'è la passione, l'amore, il tradimento, l'intrigo, l'intreccio, la poesia, la commozione, e poi si parla sempre soltanto di cibo, cioè come fai a non andare a vedere questo spettacolo? Dunque, ricordiamo a questo punto le date della tournée nei teatri del circuito Erto, quindi insomma chi si è ingolosito o fatto ingolosire dove troverà e dove potrà partecipare a queste serate, quindi martedì 24 saremo a Gemona del Friuli, il 25 a Casarsa della Delizia e il 30 gennaio a Spilimbergo. Dunque, queste sono le date da appuntarsi, da non perdere per poter vedere questo spettacolo e incontrare appunto all'interno del teatro Tosca d'Aquino, Giampiero Ingrassia, appunto tutto il cast che abbiamo citato di questa bella nuova produzione della Contrada col Teatro di Messina. Dunque, grazie a Tosca d'Aquino per essere stata nostra ospite. Grazie e spero proprio di vedervi in teatro. Un bacio. Grazie a tutti e a tutte, buona serata.